Colpo di scena al comune di Agrigento, la DC di Cuffaro in soccorso del sindaco Micichè. Non è sua la colpa dei disastri di Agrigento 25, ma rimaniamo all'opposizione, dicono. E il cartello sociale, se si vuole salvare il salvabile, il ministro invii un commissario. Renzi ad Agrigento parla di inefficienze con un duro attacco per la rete idrica mai rifatta. Elezioni amministrative in Sicilia, 9 comuni chiamati al voto a fine maggio, c'è anche Realmonte. Vicenda Pisano, pagate le spettanze di una delle dipendenti, noi moderati intenzionato a chiedere l'uscita dal gruppo mentre appare complesso il suo rientro in Fratelli d'Italia. Ai nostri microfoni la riconfermata segretaria Petralia parla di bilanci, programmi e progetti del sindacato CISL. Domani al Santuario dell'Addolorata l'arrivo delle sacre spine che cinsero il capo di Gesù. Cristel e Pierangelo in giro per l'Europa con una casa carrozza trainata dai loro cavalli, esempio di cultura e rispetto per la natura. Ieri tappa a Sciacca. Concluso il progetto, la Valle racconta il mito voluto dall'Inner Wheel di Agrigento. Bentrovati dalla nostra informazione, apriamo parlando di Agrigento, dove al comune c'è un certo colpo di scena perché la DC di Cuffaro si mostra a sostegno del sindaco, pur essendo stata all'opposizione, ribadendo però siamo all'opposizione. Sentiamo. Avrebbe dovuto essere un incontro chiarificatore con la sua maggioranza per l'ingresso in giunta della leghista Valentina Cirino, ma anche in questo caso la compagine che lo dovrebbe sostenere non si è presentata, lasciando il sindaco Micichè nella impossibilità di discutere del nuovo innesto in giunta. E così da più parti hanno cominciato a rincorrersi voci sulla possibilità di dimissioni del primo cittadino. Evenienza che appare molto improbabile, anche perché oggi si palesa sull'argomento un fatto nuovo, ovvero la Democrazia Cristiana di Cuffaro scende in difesa di Micichè, evidenziando che i disastri di Agrigento, capitale della cultura, non sono da addebitare a lui ma alla maggioranza che lo sostiene. Una posizione apparentemente controversa se si considera la netta e forte critica assunta dai consiglieri del gruppo DC di Agrigento verso l'amministrazione Micichè, ma che corre adesso in soccorso del singolo Francesco Micichè. E se da un lato la DC sostiene di rimanere all'opposizione, di non avere fini strumentali rispetto a questa nuova posizione assunta, dall'altro potrebbe esserci anche la possibilità di volere agganciare Micichè, che in questo momento si troverebbe abbastanza solo e con la vicenda capitale della cultura avrebbe creato non pochi problemi a Di Mauro. È quella che viene dichiarata dal partito Scudo Crociato un'assunzione di responsabilità obiettiva e per il bene della città potrebbe anche invece mascherare una nuova mossa politica. Ne sapremo di più nei prossimi giorni. E ancora Agrigento, capitale della cultura, scende in campo oggi il cartello sociale che ha dichiarato di ritenere non più procrastinabile un intervento del Ministero della Cultura a fronte della manifesta approssimazione mostrata dal presidente della regione, che di fatto ha commissariato la fondazione per gestire al meglio quella che doveva essere una grande opportunità non solo per Agrigento ma per la Sicilia. Tutto questo, secondo il cartello sociale, ha una sua ragion d'essere a seguito delle dimissioni del direttore della Fondazione Agrigento 25 e quelle del prima del presidente, e anche a causa delle numerose défaillance che hanno caratterizzato fin qui l'evento lungo un anno.
Ed è venuto stamane ad Agrigento Matteo Renzi, ha parlato delle 1000 criticità della nostra città, delle inefficienze per Agrigento 25 e ha sferrato un duro attacco per la rete idrica che non è mai stata rifatta. Sentiamolo. La Presidente del Consiglio è molto brava a comunicare, però poi nella sostanza non è in grado di trasformare la comunicazione in progetto politico. E lo dico ad Agrigento, l'idea della città capitale della cultura era bellissima. Chi, voi sapete come me, sapete che io amo moltissimo questo posto, ama la Valle dei Templi e più in generale non soltanto la Valle dei Templi, ma tutto ciò che Agrigento ha prodotto in termini di cultura. L'anno scorso eravamo alla Casa Pirandello, insomma in tutti i luoghi di questa città si rende conto che fare di Agrigento la capitale della cultura è una cosa bellissima. Poi però l'influencer cosa fa? Non sistema l'organizzazione delle strade, non sistema l'organizzazione culturale, dice ma è colpa del governo, è colpa della città, sempre colpa di qualcun altro. La responsabilità del fallimento di Agrigento, capitale della cultura, è esattamente di Giorgia Meloni, che è sostanzialmente molto brava a fare la comunicazione, un influencer e per niente capace di governare. I tanti migranti morti in mare, fenomeno sempre ricorrente, la politica nazionale che fa silenzio su questo. Beh, l'abbiamo visto non in Sicilia ma a Cutro qualche mese fa. Purtroppo esiste un problema di messaggio in qualche modo basato sulla paura ed è un messaggio sbagliato, perché noi dobbiamo evitare che partano, dobbiamo dire che chi arriva deve rispettare le regole, ma nel momento in cui sono in mare le persone si salvano. Questo insegna la cultura di questa terra e più in generale dell'Italia. Tu cerchi di non farli partire, giusto, tu cerchi di farli rispettare le leggi quando sono arrivati, giusto. Su queste cose siamo tutti d'accordo, ma quando uno è in mare non lo lasci in balia delle onde, perché la terra siciliana e le persone siciliane sanno che nel nostro DNA ci sono dei valori inalienabili. Sul tema della sanità invece? Noi facciamo un giro oggi che ci porterà da qui a Mazzara del Vallo, poi a Marsala, poi di nuovo a Palermo. Anche questo è il simbolo della politica degli influencer. Abbiamo approvato un decreto legge senza il nostro voto sulle liste d'attesa in campagna elettorale. A giugno del 2024 abbiamo approvato un decreto legge sulle liste d'attesa che non serve a niente. E noi oggi saremo a Mazzara con Davide, con Daphne, con i nostri amici di Trapani, naturalmente Roberta se vuol venire la benvenuta, per andare proprio in quella struttura dove avete visto, è stato un caso diventato nazionale, la signora che per 8 mesi, in quanto ha dovuto attendere, la signora Gallo che si è trovata una diagnosi drammatica, una diagnosi oncologica, una diagnosi di tumore, ma ha aspettato 8 mesi. Allora è esattamente lo stesso periodo in cui era partito il decreto legge sulle liste d'attesa. Cioè, se il decreto legge sulle liste d'attesa avesse avuto un senso, dal giorno dopo bisognava abbattere le liste d'attesa. Invece no, perché la Meloni l'ha fatto? Perché comunicativamente le funzionava dire abbattiamo le liste d'attesa, tanto poi l'influencer fa le storie che durano 24 ore, il giorno dopo non se lo ricorda nessuno, sono come le storie su Instagram. E alla fine la conclusione è quella che abbiamo visto e che vediamo purtroppo a Mazzara del Vallo. Quindi noi facciamo un giro concreto, Agrigento a parlare di come il governo prima lancia una bella idea e poi, ragazzi, la storia dei tombini ci hanno riso dietro in tutta Italia, Cioè, è dal 2023 che sappiamo che Agrigento è capitale della cultura. Ma come si fa a mettersi a riasfaltare il giorno prima che arrivi Mattarella e coprire anche i tombini, per cui la settimana dopo bisogna andare a ricercare dove erano i tombini? I metal detector. I metal detector il problema della crisi idrica su cui come dire, l'acqua c'è e non solo stamattina, l'acqua c'è in questa regione, mancano le infrastrutture idriche qui a
400 metri di linea da qui. Io ho firmato un piano, quando ero Presidente del Consiglio, ho firmato un assegno da 6 miliardi al governatore della regione Sicilia. E una parte di questi erano per le infrastrutture idriche. 9 anni fa. Matteo, perdona. Per il centrodestra, alternativa al centrodestra, si può creare un polo di sinistra, un centro-sinistra, ecco qua sarà la sua posizione. Si sta già creando, nel senso che più la Meloni va avanti e la gente vede i risultati, perché fino a poco tempo fa la Meloni era, vabbè, ma lei è brava, poi le metti accanto Salvini e uno dice, vabbè, meglio la Meloni, perché Salvini potete immaginarlo. Però in realtà la gente si sta accorgendo che aumenta il gasolio, non aumentano le pensioni. L'unico in Italia a cui hanno aumentato la pensione è Renato Brunetta, che ha preso 240.000 euro al CNEL, 240.000 euro all'anno. Fissata la data per le prossime elezioni, si voterà il 25 e 26 maggio nei comuni dove c'è anche Realmonte. Sono stati indetti i comizi elettorali in vista delle amministrative che si terranno il 25 e il 26 maggio in 9 comuni siciliani. Lo stabilisce un decreto dell'assessore regionale alle autonomie locali e alla funzione pubblica Andrea Messina. A essere coinvolti dal voto saranno i seguenti comuni, tutti commissariati: Realmonte, in provincia di Agrigento, Montemaggiore Belsito e Prizzi, nel Palermitano, Solarino, in provincia di Siracusa, Favignana, nel Trapanese, mentre in provincia di Catania sono chiamati alle urne Castiglione di Sicilia, Palagonia, Raddusa e Ramacca, dove intanto sono diventate definitive le dimissioni presentate dal sindaco. Una 10ª amministrazione, quella di Tremestieri Etneo, inizialmente coinvolta nella tornata elettorale, non andrà invece al voto a maggio a causa dello scioglimento per mafia deliberato oggi dal Consiglio dei Ministri. L'assessorato provvederà dunque a emettere un nuovo provvedimento per escludere il comune del Catanese dalle prossime amministrative. Le elezioni, come deliberato dal governo regionale lo scorso 19 marzo, si svolgeranno domenica 25 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 26 maggio dalle 7 alle 15. L'eventuale ballottaggio è fissato per domenica 8 giugno, sempre dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15, in coincidenza con la tornata referendaria. Dei comuni chiamati al voto, solo in uno, a Palagonia, i seggi saranno assegnati con il sistema proporzionale, poiché gli abitanti sono più di 15.000. In tutte le altre amministrazioni si voterà con il maggioritario. E adesso la bufera su Lillo Pisano, il deputato nazionale accusato di presunte molestie sessuali e mancati pagamenti degli stipendi alle dipendenti. Il giornale La Sicilia parla di indiscrezioni che vedrebbero Noi Moderati, che lo aveva ospitato dopo che Fratelli d'Italia lo aveva allontanato per la questione dell'inneggiare al nazismo, valutare di chiedergli l'uscita dal gruppo, mentre era già pronto il suo rientro in Fratelli d'Italia, che appare nuovamente in salita anche rispetto alla contrarietà che avrebbe dichiarato Sbardella sugli attestati di solidarietà ricevuti. Intanto il deputato regionale Emanuele Lavardera, leader di Controcorrente e Iena, che ha sollevato l'intera vicenda, ha dichiarato che l'onorevole Pisano ha provveduto al pagamento del bonifico a saldo di quanto richiesto da una delle due collaboratrici. Carmela Petralia è stata riconfermata segretaria per la CISL di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, l'elezione avvenuta ieri nell'ambito del congresso svoltosi ad Agrigento. Sono molto contenta, ringrazio tutto il gruppo dirigente della CISL per avermi dato l'onore di continuare il percorso già intrapreso. È chiaro che in continuità con la segreteria sceglieremo di appunto continuare il lavoro importante che stiamo facendo, in particolare concentrandoci sui giovani, sull'occupazione femminile, sulle potenzialità delle aree interne che devono contenere assolutamente il fenomeno dello spopolamento, e quindi abbiamo proposto attraverso la nostra relazione un modello, un progetto di sviluppo che ci proponiamo di presentare subito dopo alle istituzioni, alle organizzazioni imprenditoriali e al terzo settore del territorio, per insieme avere una mission comune con degli obiettivi comuni per il rilancio di questo modello di sviluppo territoriale.
Tabacco nocivo per la salute sequestrato dalle fiamme gialle di Caltanissetta. Si chiama gutka, una tipologia da masticare la cui distribuzione e la vendita è vietata sul territorio nazionale. Si tratta di una miscela di tabacco altamente nociva per la salute diffusa in India e in Pakistan per sopportare la fatica durante lo svolgimento di lavori usuranti e intensi. Particolari. Le fiamme gialle nissene sequestrano tabacco vietato, nocivo per la salute. I finanzieri del gruppo di Caltanissetta ai fini del contrasto del contrabbando e della contraffazione dei generi di monopolio, e in seguito ad un mirato servizio di analisi delle movimentazioni di merci nella provincia, hanno individuato un carico di tabacco privo del contrassegno dei monopoli di Stato e, pertanto, di illecita provenienza. Le successive analisi hanno consentito di appurare la presenza di una partita di gutka, più comunemente denominata snus, ovvero una tipologia di tabacco da masticare, la cui distribuzione e la vendita è vietata sul territorio nazionale. Si tratta di una miscela di tabacco altamente nociva per la salute, diffusa in India e Pakistan per sopportare la fatica durante lo svolgimento di lavori usuranti e intensi. I destinatari dell'intera spedizione sono risultati essere 2 cittadini bengalesi, titolari di un minimarket ove sono stati rinvenuti complessivamente 108 kg di prodotto privo del sigillo dei monopoli, presentati in confezioni da 100 grammi per la minuta vendita, a cui è stato contestato il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Il valore di mercato dell'intera partita di tabacco sottoposta a sequestro penale, destinata alle locali piazze di smercio, ammonta a circa 50.000 euro. Con separata attività verrà quantificato, ai fini del recupero, l'ammontare dei tributi evasi. Sono in corso ulteriori approfondimenti finalizzati a risalire alla filiera di produzione e distribuzione del carico, la cui diffusione sul territorio nazionale ha avuto un significativo aumento. E ancora attività della Guardia di Finanza in Sicilia. A Catania, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha sequestrato 2 sailing yacht a vela del valore di oltre 150.000 euro per contrabbando doganale ed evasione dei dazi di importazione. Le Fiamme Gialle di Trapani invece hanno sequestrato circa 5.000 litri di gasolio non a norma pronto per la vendita. Sono stati denunciati i gestori di impianti di distribuzione stradale. E ancora qualche notizia di cronaca. I carabinieri della stazione di Siculiana hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 25 anni per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. L'uomo, già espulso dall'Italia nel novembre del 23, ha fatto rientro nel paese eludendo i controlli di frontiera dopo aver assunto a seguito di matrimonio il cognome della moglie. Il suo tentativo di sottrarsi all'identificazione è stato scoperto dai militari durante un controllo del territorio. Accertamenti approfonditi, inclusa la verifica delle impronte digitali, hanno confermato l'irregolarità della sua presenza sul suolo nazionale. L'arresto, eseguito in flagranza di reato, è stato convalidato dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Agrigento e l'uomo, al termine dell'iter giudiziario, sarà nuovamente allontanato dall'Italia. Arrivano domani sera al Santuario dell'Addolorata di Agrigento le sacre spine che cinsero il capo di Gesù Cristo durante la Via Crucis per il Calvario. Domani sera alle 19 presso il Santuario dell'Addolorata di Agrigento l'arrivo delle reliquie delle sacre spine che cinsero il capo a Gesù Cristo durante la passione e morte. Un forte momento mistico, spirituale e di preghiera per un evento religioso che racchiude in sé uno dei simboli per eccellenza del cristianesimo, 2 spine che componevano la corona poggiata sul capo di Gesù durante la Via Crucis del Venerdì Santo. L'iniziativa è stata fortemente voluta dall'Arciconfraternita Maria Santissima dei Sette Dolori, retta da Alfonso Cutaia e dal parroco del santuario Don Lillo Argento, ed è inquadrata nell'ambito della Quaresima in vista della imminente Pasqua di Resurrezione, che trova spazio anche come momento culturale a sostegno di Agrigento 25.
Sarà un avvenimento importantissimo per la comunità cattolica, al quale interverrà Don Pasqualino Barone, che da anni studia il culto che ruota intorno a questa importante reliquia. Una storia, quella delle Sacre Spine di Sciacca, che risale al 31 maggio del 1386, quando la principessa Eleonora d'Aragona e il marito Guglielmo donarono questa preziosa reliquia al monastero da lei fondato. Ci sarà anche la proiezione di un documentario che ripercorrerà la storia della corona di spine conficcata nel capo di Gesù e anche esibizioni del coro Santa Cecilia. Confimpresa Euromed, agenzia per il lavoro, comunica di avere attivato il servizio per l'assistenza a imprese e consulenti per la formazione Fondo Nuove Competenze. Il fondo accompagna i processi di transizione digitale ed ecologica delle imprese e favorisce una nuova occupazione promuovendo le reti tra imprese. E adesso una bella storia, quella di Christelle e Pierangelo, che sono due francesi in viaggio per l'Europa con una casa carrozza, la loro casa carrozza. Ieri sono arrivati a Sciacca. Un esempio di coscienza ecologica, rispetto per l'ambiente e i luoghi, amore per gli animali e passione per il viaggio viene da Kristen e Pierangelo, coniugi francesi partiti dalla Bretagna 6 anni fa, girando l'Europa a bordo della loro carrozza casa trainata da 2 cavalli. Ieri la tappa a Sciacca. La coppia, in compagnia dei loro purosangue bretoni Thelma e Volcan, hanno deciso di sottrarsi ai ritmi snervanti del mondo moderno, preferendo la natura e la sostenibilità alla ricerca di sentieri rurali e paesaggi incontaminati. Giungiamo in un luogo, lo conosciamo, lo apprezziamo, come stiamo facendo qui, dice Pierangelo, poi facciamo provviste, pernottiamo e l'indomani mattina ripartiamo per un'altra tappa. Per la coppia, solo rispettando la natura, l'uomo può apprezzare la vita e pensare anche ad un futuro migliore da lasciare alle prossime generazioni. Da sempre ambientalisti e amanti degli animali, fino a qualche anno fa Kristen e Pierangelo lavoravano, lei nel settore delle comunicazioni, lui come agronomo. 6 anni fa hanno deciso di cambiare completamente il loro stile di vita. Hanno così costruito una carrozza provvedendo a dotarla di un impianto fotovoltaico sul tetto e con i 2 loro cavalli hanno cominciato a viaggiare per l'Europa. Da 3 anni hanno concentrato la loro attenzione sull'Italia, che stanno visitando borgo per borgo. In questi giorni sono in Sicilia, dove si nutrono di prodotti genuini, comprese le uova delle 2 galline che viaggiano con loro. La terra è la madre di tutti noi, dicono. La natura non può essere un bidone della spazzatura. La carrozza casa di Kristen e Pierangelo percorre 15 chilometri al giorno, una scelta per non fare stancare gli animali e non avere fretta, spiegano. Discariche abusive sono state scoperte dalle guardie ambientali zoofile AISA in diverse zone di Licata, dalla statale 115, viadotto Cartellipia, contrada Pisciotto, contrada Santa Zita Carubella. Considerata l'elevata pericolosità del materiale rinvenuto, il personale ha effettuato rilievi fotografici e ha inviato una segnalazione al responsabile del settore ambiente e alla polizia locale del comune di Licata, richiedendo un sopralluogo nei luoghi indicati. E si è concluso oggi il progetto La Valle racconta il mito voluto dall'Inner Wheel di Agrigento. C'era Arturo Cantella. Oggi giornata conclusiva del progetto La Valle racconta il mito. Sì, oggi è finalmente la nostra giornata conclusiva di un progetto che è durato tanto tempo, è stato iniziato a gennaio e si sta concludendo oggi dopo un iter di visite accurate che sono state fatte sia nella Valle dei Templi a Villa Aurea con la visione della mostra di quadri tesori
Musei d'Italia, dei grani antichi, del Museo Griffo, dei vasi della collezione Panitteri, della Villa Genoardi, e quindi devo dire che è stato veramente scordavo una cosa importantissima, ci sono state aperte anche le porte della biblioteca lucchesiana. Don Angelo ci ha fatto questo grande regalo perché ci ha accompagnato anche come Cicerone, con una bellissima relazione con i ragazzi. Devo dire, siamo stati contentissimi, abbiamo avuto grande supporto del Parco Archeologico, delle dirigenti scolastiche del Liceo Classico e di Agrigento Centro, la dottoressa Marica Gatto e la dottoressa Rosellina Gelauro, scusami, la dottoressa Rosellina Greco. E tutti i ragazzi di queste scuole che hanno interagito veramente con tanto entusiasmo e tanto interesse. Come nella nostra locandina abbiamo messo l'educazione al godimento e alla conoscenza dei nostri beni, del territorio, dei nostri siti archeologici, è importantissimo perché è un diritto di questi ragazzi e devono capire che la libertà sta proprio nella cultura. Ecco, oggi quale sarà, diciamo, il corso del programma della giornata? Allora, durante la giornata noi avremo intanto i saluti di tutte le istituzioni di Agrigento, dal provveditorato alla questura, al prefetto, al comune che ci ha dato anche il patrocinio anche di Agrigento, che è capitale della cultura, perché questo progetto farà parte proprio di questo iter, diciamo, e quindi è un regalo che l'Innerwill ha voluto fare alla città di Agrigento. I ragazzi oggi ci regaleranno dei progetti, dei lavori che hanno fatto veramente con grande entusiasmo, da quelli che sono dei disegni, dei lavori multimediali, dei siti, addirittura ad una rappresentazione anche con gli alunni della scuola Agrigento Centro. Quindi devo dire, i ragazzi sono stati veramente il cuore di questo progetto. Ma voi non vi fermate qui, sicuramente in cantiere avete tante altre iniziative, sinteticamente? Sì, questo non sarà l'unico incontro che noi avremo proprio con le scuole, è mirato proprio a che i ragazzi possano apprezzare proprio i beni di questa città. Sicuramente questo avrà un proseguo, ci sarà anche l'anno prossimo, assieme a tanti altri progetti che abbiamo quest'anno pensato per i ragazzi, perché noi, oltre a essere un club di volontariato, ma siamo un club presente nel territorio, per cui miriamo proprio soprattutto alla gioventù. Professore Mini oggi sarà il relatore di questo progetto del Winner che si sta concludendo. Il progetto ha avuto una evoluzione straordinaria, oggi sono appunto le fasi conclusive ed è un momento in cui si mette proprio in risalto quello che è il valore dei beni culturali col territorio, il rapporto anche, devo dire, questa è una chiave nuova che vorrei trasmettere, il rapporto fra l'arte, la cultura e Dio, quindi in mezzo l'uomo è il rapporto fra cultura e arte. E questo è quello di cui parleremo stamane, la valorizzazione dei beni culturali e la valorizzazione dei territori attraverso i beni culturali, è quello che hanno rappresentato, rappresentano e possono ancora offrire come spunto di riflessione per valorizzare appunto i territori. Ci saranno, presenteremo anche dei casi concreti di come nella storia i beni culturali sono stati il fulcro vincente di una scommessa che ha traguardato proprio il futuro economico e sociale di città, di territori ampio spettro. Spazio agli spot, torniamo tra poco.
Tubercolosi a Licata, il paziente è un giovane di 22 anni che dopo essere stato visitato al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso è stato trasferito al reparto malattie infettive del Policlinico di Palermo a bordo di un'ambulanza. Le sue condizioni non sono gravi ed è già in via di guarigione. L'ufficio epidemiologico del distretto sanitario di Licata ha già attivato le procedure necessarie di profilassi per i contatti stretti. E oggi giornata per la diffusione di informazioni su diagnosi e prevenzione dell'endometriosi, le iniziative dell'ASP di Agrigento. Oggi ricorre la giornata mondiale dell'endometriosi. Per l'occasione i professionisti dei consultori familiari dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, coordinati da Olga Milano, hanno offerto attività di consulenza gratuita, dalle ore 9 alle 13, su tematiche inerenti alla patologia e la sua diagnosi precoce. È stato possibile accedere ai servizi senza alcuna prenotazione. L'endometriosi è una malattia cronica che nonostante in Italia colpisca 3 milioni di donne, circa il 10% delle donne in età fertile, è spesso sottovalutata, con un ritardo diagnostico in molti casi considerevole e pesanti risvolti sulla vita emotiva, familiare, sociale e lavorativa di chi ne è affetta. La patologia ha un picco che ricade tra i 25 e i 35 anni, ma si può verificare la comparsa anche in fasce d'età più basse. Storie accertate di malasanità che si raccontano in ogni provincia della Sicilia. Lo scandalo dei referti, arrivati tardivi all'ASP di Trapani, apre altre maglie di inefficienza, di persone che ogni giorno lottano per avere garantito ed esercitare il diritto alla salute, un diritto basilare, una normalità negata mentre la politica inneggia probabilmente a dimissioni e mentre le persone sono solo numeri e non casi delicati, una guerra che non è solo politica ma ancor di più umana. Sara è un nome di fantasia ed è la figlia di un uomo a cui restano pochi mesi di vita, con un referto consegnato con ben 10 mesi di ritardo. È stato operato il 4 aprile del 2024 dopo essersi sottoposto a visite ed esami privati. La diagnosi però è arrivata troppo tardi. Ha un cancro terminale, carcinoma squamoso, infiltrante. Giustamente Sara chiede chi riparerà a tutto questo dolore e alla gestione scandalosa della salute dei cittadini. Non sono stati tutelati ma mandati letteralmente a morire. Un'altra storia arriva invece da Messina, una donna che ha subito nel 2021 un trapianto al midollo presso una struttura privata convenzionata a Milano, quindi con una invalidità riconosciuta al 100%, oggi fatica a fare visite di controllo. L'ultimo controllo è infatti datato 16 maggio, anticipato poi a dicembre 2024 grazie proprio all'abbattimento delle liste. Tutto sembra percorribile, invece così non è. Per la delicatezza del caso non ci può essere alcuna precarietà, ma semmai dei controlli periodici e soprattutto cadenzati. È una sanità ammalata, quella che ci troviamo a vivere, ma per la quale dobbiamo lottare. Il 18 marzo la senatrice Daphne Musolino e altri colleghi hanno firmato un atto ispettivo al ministro della Salute Orazio Schillaci, indicando che i ritardi sono frutto di un sistema sanitario al collasso a causa della mancanza di personale, strutture e strumenti atti all'analisi, prevenzione e cura dei pazienti oncologici. Secondo gli ultimi dati disponibili, a dicembre 2024 risultavano attivi 3 dirigenti medici specialisti in anatomia patologica su 9 previsti per l'ASP trapanese e gli ultimi 2 bandi pubblicati per l'assunzione di 4 nuovi dirigenti si sono conclusi senza candidature. Sempre nell'atto ispettivo che porta la firma di Matteo Renzi si parla di ritardi ingiustificabili dell'assessorato precedenti all'avvio del piano straordinario varato dal governo regionale. Risultano drammatici sia per la loro portata che per l'impatto che questi hanno avuto sulla vita delle persone in attesa di referto, considerando che il piano straordinario avviato dalla regione abbia portato alla scoperta di 160 nuovi casi positivi di tumore tra i pazienti che attendevano i referti istologici. E la 4ª commissione consiliare a Mazara del Vallo che ha dedicato un'apposita seduta ai ritardi nei referti istologici. Per i componenti della commissione c'è l'assoluta necessità di avviare dei tavoli di concertazione con ASP, Regione e Ministero per monitorare eventuali risvolti.
A chiederla è il Movimento 5 Stelle. La settimana prossima vogliamo un dibattito a Sala d'Ercole con il presidente della regione, l'assessore alla salute. A ribadire la richiesta durante la seduta di martedì pomeriggio all'Ars il capogruppo Antonio De Luca. L'aula speciale sul tema, ha detto, non è più rinviabile, e non solo per gli incresciosi e imperdonabili fatti di Trapani, che comunque non riguardano solo Trapani. Ci sono tantissime questioni sul tappeto che meritano di essere ampiamente discusse, al cospetto dei siciliani, come le liste d'attesa, il caos del pronto soccorso, la cardiochirurgia pediatrica di Taormina, le bacchettate della Corte dei Conti sulle terapie intensive e semi-intensive e la classifica ministeriale sui LEA, che ci relega agli ultimissimi posti in Italia. Sono questioni che vanno affrontate alla luce del sole. Non è più possibile proseguire nel silenzio assoluto, alla ricerca di capri espiatori. Quando non c'è nulla da nascondere, conclude, non ci si nasconde dietro al nulla. Adesso qualche notizia dalla Sicilia. Si svolgerà domani alle 11 a Piazza Politeama il sit-in di solidarietà organizzato dalla Democrazia Cristiana in sostegno di Giuliano Forzinetti, l'assessore del Comune di Palermo, vittima di diversi atti intimidatori. Presenti tra gli altri saranno Totò Cuffaro, segretario nazionale della Democrazia Cristiana, e Stefano Cirillo, segretario regionale del partito. E a Palermo arrivano le condanne per lo stupro consumato al Foro Italico. Sono definitive le condanne dei 5 dei 6 ragazzi accusati dello stupro di gruppo della 19enne violentata a luglio del 2023 in un cantiere abbandonato del Foro Italico di Palermo. I 5 imputati non hanno fatto ricorso in appello e beneficeranno della riduzione di 1/6 della pena prevista dalla riforma Cartabia. Grazie allo sconto di pena previsto dalla legge, infatti, la condanna più elevata, 7 anni, diventerà di 5 anni e 10 mesi. Solo uno di loro, Samuele La Grassa, al quale era stata inflitta la pena più bassa, ha deciso di fare ricorso in appello. La sua posizione era infatti diversa dalle altre. In base a quanto accertato, Samuele La Grassa non avrebbe partecipato direttamente all'abuso. Condannato per il concorso morale nello stupro, l'imputato si trova agli arresti domiciliari. Resta pendente in Cassazione il processo a carico di un 7° imputato che al momento dell'aggressione era minorenne e che, nonostante i benefici previsti dalla legge per chi non ha compiuto 18 anni, è stato condannato alla fine alla pena più pesante, inflitta anche nel suo caso con rito abbreviato. Passa in cosa giudicata oggi la sentenza della seconda sezione collegiale del Tribunale Penale di Palermo, emessa nei confronti appunto dei 6 ragazzi giudicati colpevoli dello stupro di gruppo del Foro Italico dell'estate del 2023. I 5 di loro difatti hanno ritenuto di non appellare e secondo me hanno fatto una scelta saggia, perché così facendo ed provenendo da un rito abbreviato secondo la riforma Cartabia potranno usufruire, appena la sentenza viene dichiarata definitiva, potranno usufruire dello sconto di 1/6 di pena, e quindi dal momento che già hanno scontato un bel po' di pena avvicinarsi alla possibilità di tornare in libertà. Si chiude un capitolo, anche se non definitivamente, anche perché appunto il 6° ha appellato ed aveva già appellato il minore, che aveva avuto anche una pena più consistente. E termina qui il nostro telegiornale. Voi vi ringraziamo per averci seguito fino a questo momento. Vi diamo appuntamento con la nostra informazione, naturalmente sulla 93 alle 15, alle 20 e alle 9 del mattino, sul 268 in tutta Italia, sul sito www.televideoagrigento.tv ovunque voi siate e sui nostri canali social. A tutti un arrivederci alle prossime edizioni.